Direttore, parliamo di questo protocollo d'intesa che si ferma oggi con la CGIL, giorno 25 novembre, giornata contro la lotta alla violenza alle donne, un protocollo con l'ASP, un'azienda molto presente nel territorio agrigentino con tantissimi operatori e tanti dipendenti. Ecco, qual è l'obiettivo di questo protocollo firmato? L'obiettivo è quando noi accettiamo una proposta della CGIL di adottare al nostro interno delle regole che in linea di massima sono eticamente valide e che dobbiamo mettere però in pratica. Questo protocollo prevede che all'interno dei nostri regolamenti riusciamo come ASP a difendere i diritti delle donne lavoratrici, a tutelare le donne che sono state oggetto di violenza o di molestie e quindi all'interno dei nostri regolamenti, compatibilmente con quelli che sono gli obblighi derivanti sia dalle normative sia dai contratti collettivi nazionali di lavoro, inseriremo queste tutele. Anche perché parliamo, il vostro è un mondo molto variegato, con tante figure professionali e anche con molti rischi. Certo, i rischi sono sia dall'esterno ma anche dall'interno. Certo. E quindi già era interesse di questa amministrazione, di questa direzione, andare ad individuare un ufficio che si chiamava, oggi in termine anglofono si chiama gender manager, sì. No? Per andare proprio a tutelare quelli che sono oggi i diritti delle donne e in particolare sulle pari opportunità e sulle possibilità sia di poter fare carriera all'interno dell'azienda sia anche di essere tutelate rispetto a oggi è la giornata che ricorda la violenza sulle donne, quindi siano tutelate anche da questi episodi criminali. Segretario, oggi parliamo di questo protocollo d'intesa verso le donne, oggi giornata 25 novembre, una giornata importante, proprio con l'ASP di Agrigento. C'è un'azienda ramificata nel territorio provinciale con tantissimi dipendenti. Ecco, qual è l'obiettivo di questa firma del protocollo? L'obiettivo è quello di dire alle donne non siete sole. Io ho il dovere di ringraziare l'ASP, il dottore Capodieci, per aver accettato questa nostra proposta, perché quest'anno siamo andati un po' oltre rispetto al dovere di ricordare il 25 di novembre di ogni anno questa piaga che affligge il nostro Paese. Siamo andati appunto a fare un protocollo dove ognuno assume degli impegni con tutte le dipendenti. È l'inizio di un percorso quest'anno che abbiamo pensato, perché questo protocollo d'intesa negli anni successivi lo faremo anche con le forze dell'ordine e con tutte quelle realtà che sono impegnate tutti i giorni a dare sostegno a queste donne. Le donne hanno l'esigenza di affrancarsi con un posto di lavoro, hanno bisogno di essere credute quando denunciano, hanno bisogno di sapere che quando denunciano ci sono le istituzioni presenti, perché spesso le donne non riescono a ribellarsi perché non hanno una casa, non hanno un lavoro, non vogliono denunciare perché si trovano in ambienti ostili rispetto a chi dovrebbe invece tutelarli. Vede, sentire i due ministri di questa Repubblica, uno dire che è la natura dell'uomo quasi rassegnata e non si può fare nulla contro la violenza degli uomini sulle donne, è una vergogna. Così come l'altra ministra quando dice che non è necessario nelle scuole insegnare il rispetto per le persone, per le donne. Se questi sono i ministri che ci rappresentano, noi abbiamo ancora un grosso problema. Invece bisogna partire dalle scuole, spiegare ai ragazzi che la violenza non porta da nessuna parte, che bisogna avere rispetto per le donne, per il diverso, bisogna avere rispetto per tutti quelli che non vogliono sottostare ai diktat degli uomini o di chi pensa di risolvere problemi con la forza. Sì, oggi è una giornata molto importante. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la CGIL di Agrigento e l'ASP assumono, con la firma di questo protocollo, assumono un impegno importante, un impegno dove entrambe con le proprie competenze, le proprie capacità si impegnano nel concreto nel dare una risposta al contrasto alla violenza di genere. Considerando che nel luogo di lavoro, diciamo, si passa la maggior parte del proprio tempo. Sì.
Ecco perché l'obiettivo era proprio questo, cercare e trovare un'azione concreta per tutelare le donne vittime di violenza, perché il luogo di lavoro è quel luogo dove, al di là della famiglia, la donna vive la maggior parte del proprio tempo, e per noi è importante che una donna nel proprio posto di lavoro si senta al sicuro e tutelata soprattutto. Salve, sono il direttore amministrativo dell'ASP di Agrigento e oggi ci troviamo ad adottare insieme alla CGIL di Agrigento un protocollo d'intesa, a firmare insieme, sottoscrivere un protocollo d'intesa che ha per oggetto diciamo una serie di attività che l'ASP in sinergia con la CGIL porrà in essere per contrastare la violenza sulle donne, violenza intesa in tutti i sensi. Diciamo che due attività che l'azienda dovrà porre in essere, che si propone di porre in essere riportate nel protocollo d'intesa, che mi stanno a cuore particolarmente, sono il promuovere attività formative rivolte a tutte le lavoratrici e lavoratori sui temi della cultura del rispetto, delle pari opportunità e della prevenzione della violenza di genere, nonché supportare le lavoratrici vittime di violenza nel percorso di reinserimento lavorativo e personale, perché il protocollo deve essere visto attraverso tutta una serie di attività che non sono solo queste, come appunto uno strumento che non solo le donne ma anche gli uomini devono poter avere come riferimento per far sì che le lavoratrici siano nell'attività lavorativa considerate alla stessa stregua dei colleghi. E quindi supportate sotto tutti i profili che possono rasentare, diciamo, atti di violenza, soprattutto dal punto di vista psicologico. Sì, oggi è un'importante giornata che realizza un protocollo d'intesa, quindi non solo commemorazione della donna, ma anche effettivamente un processo di riorganizzazione delle proprie competenze. Mettiamo insieme le competenze dell'organizzazione sindacale esattamente come quelle dell'ASP e facciamo sintesi. Quando il mondo del lavoro si affaccia e si approccia al mondo sociale in modo assolutamente fattivo e non solo di commemorazione, che diventa un elemento importante, ma non è solo quello, deve essere necessariamente un punto di incontro tra ciò che noi sappiamo fare e quello che il resto del mondo come ASP è nell'opportunità di rendere a servizio della società.